E allora buonasera e ben ritrovati, l'edizione del Veneto è di fatto continua il racconto che dura ormai da molte ore, da oltre 10 ore, 11 ore per l'esattezza di questa giornata terribile per Venezia. Io vedo nelle immagini di Nicoletta Rizzetto l'arrivo ormai del Premier Giuseppe Conte. Sentiamo se riusciamo a sentire le parole del Premier. È finalmente giunto dopo una giornata e un pomeriggio di attesa. Dovrebbe essere ovviamente attorniato dai giornalisti che lo hanno atteso. Non vedo solo... Era previsto per le 17 l'arrivo del Premier, c'è stato un consistente ritardo, eccolo qui, lo vediamo mentre cammina attorniato dai giornalisti, ovviamente anche dai vertici regionali, i vertici della Protezione Civile. Ilaria, se mi senti? Non so se abbiamo la Ilaria. Eccolo qui, allora è a fianco del governatore Luca Zaia e adesso è anche del sindaco Luigi Brugnaro, dovrebbe fare le sue dichiarazioni. Anche lui c'era qua, Vabbè, scusate, Che con le Ilaria, quindi potrà dialogare con me in questa attesa. Allora dicevamo, alle 17 era previsto l'arrivo, una giornata terribile quella di Venezia che avevamo raccontato a partire dalle 7 con una diretta, un'edizione straordinaria non stop. Venezia, il governatore Zaia ha chiamato l'Apocalisse di Venezia, un po' è stato il titolo della nostra lunga edizione straordinaria, che di fatto sta continuando anche ora, non è altro che un proseguo di questa lunga giornata. Una Venezia travolta davvero dalla seconda marea più alta, l'acqua alta più alta nella sua storia, di 187 centimetri. Dicevamo seconda solo al 1966, tantissimi fronti aperti, 2 purtroppo vittime, ma tantissimi danni incalcolabili, un fronte ancora di sicurezza aperto a Pellestrina e poi ci collegheremo di nuovo con il nostro Lorenzo Maier. Abbiamo Ilaria, riusciamo ad avvicinarci? C'è ovviamente una comprensibile ressa in questo momento. D'altronde l'attesa del governo, di fatto, il governo che viene a Venezia era molta e è stata anche un'attesa gridata a lungo in queste ore, anche con forza dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro, anche con il suo consueto tono ovviamente pacato ma con forza dalla patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Maraglia, oltre che ovviamente dal governatore Luca Zaia. Noi abbiamo raccontato, dicevamo, delle 2 vittime, 78enne di Pellestrina che è rimasto fulminato purtroppo mentre è sceso in cantina, la cantina allagata dall'acqua, è rimasto fulminato, folgorato da un cortocircuito mentre cercava di azionare delle pompe idrauliche, ovviamente per svuotare la cantina. E poi un'altra persona purtroppo deceduta probabilmente per un malore per cause naturali, sempre a Pellestrina. Una Pellestrina dove il livello di sicurezza per le persone è ancora critico, perché se è vero che la marea in giornata è scesa a Venezia, nonostante abbia registrato un picco di 160 centimetri, a Pellestrina rimane tuttora una isola in più punti sommersa dall'acqua e con problematiche molto forti. Chiedo la massima collaborazione a voi e altrettanto anche da parte nostra. Sentiamo, qui ci sono delle indicazioni credo proprio per iniziare a sentire il Premier.
minimo un'oretta. Allora dicevamo, Mia impressione. Forse Padova dicono. Mia impressione, ripeto. Quanto un'oretta? Secondo me sì, però è una riunione, non posso quantificarvela. L'unica cosa adesso, individuiamo un'area, noi mettiamo 2, 3, insomma adesso vediamo se recuperiamo delle transenne, ma per sicurezza anche vostra vi appoggiate, eccetera, eccetera, e ci organizziamo. Ma dentro, non ho capito, dentro fuori? Ma dentro che c'è? No, all'esterno, la facciamo qui. Allora vi conviene... quindi c'è ancora, lo sentite in diretta, si sta organizzando quello che è la via di fuga. conferenza stampa di fatto del Premier, ovviamente ci sono dei passi da seguire, anche se chiaramente i veneziani chiedono una voce, non chiedono molte cerimonie, non chiedono proprio un cerimoniale, ma chiedono delle parole, e questo ovviamente è richiesto da ore dai veneziani. Dicevamo, restiamo collegati però ovviamente con Ilaria Marchiori e Nicoletta Rizzetto. Situazione di gravissimi danni in centro storico, la Basilica di San Marco, con la cripta che è stata allagata, i tanti danni ai ristoranti, agli alberghi, alle abitazioni. Allora, se mi dite che c'è ancora qualche minuto, io potrei iniziare a lanciare. Ok, allora facciamo sentire, intorno alle 12 c'eravamo ovviamente, come ci siamo stati per tutta la giornata, c'è stato diciamo, il primo confronto alla sede della Protezione Civile regionale a Marghera, e sentiamo allora le parole del governatore Luca Zaia, che ha parlato anche delle previsioni dei prossimi giorni che non sono molto buone. Sentitelo. Oltre al grande disastro di Venezia, apocalittico, per usare un termine che usò il capo della Protezione Civile Borrelli in occasione di Vaia, poi c'è stata ovviamente questa ondata di maltempo interessato anche altre parti del Veneto, non so, Caorle abbiamo la spiaggia distrutta e il mare è risalito nei canali, Chioggia, acqua nel centro storico di Chioggia, Pelestrina tutta sotto acqua. Abbiamo sfondamenti arginali nella zona di Concordia, abbiamo il Lemene interessato da altri movimenti, insomma ce n'è per tutti i gusti, c'è Scardovari, la sacca di Scardovari, quindi polleggiano delle foto di Scardovari raccapriccianti, cioè letteralmente rasa al suolo. Allora noi abbiamo avuto da un lato ovviamente l'acqua alta e quindi la marea, dall'altro lo scirocco, la bora che non ci hanno aiutato. Abbiamo uno scenario che ci preoccupa anche nelle prossime ore, questo ve lo devo dire, perché voi sapete che non abbiamo aperto lo stato, l'unità di crisi l'avevamo già aperta e noi siamo preoccupati per le precipitazioni nevose. Qualcuno dice ma stiamo parlando di allagamenti, la neve cosa c'entra? C'entra moltissimo, perché purtroppo ci aspettiamo almeno altri 120 cm di neve in due tornate, quindi 2 nevicate. L'ARPA ci dà dei dati che sono preoccupanti e purtroppo nevicherà in un contesto nel quale c'è caldo, perché questo è un clima da scirocco e quindi si sta prospettando, io non voglio inquietare nessuno ma ho l'obbligo di dire queste cose, si sta prospettando uno scenario stile 2010. Noi avevamo avuto le nevicate precoci, se vi ricordate, era a fine ottobre 2010, primi novembre 2010, e a un certo punto arrivò lo scirocco, il mare non riceveva più, perché con lo scirocco il mare non riceve, alta marea, la neve si è sciolta e abbiamo avuto quello che è stato 235 comuni alluvionati su 574 di allora, 10.040 famiglie e imprese sotto acqua. Questo dunque il governatore del Veneto Luca Zaia, sempre in attesa di collegarci con la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Allora riavvolgiamo il nastro di questo racconto terribile. Parte con la lunga notte di Venezia, una notte vissuta ovviamente anche sui social, con le tante immagini che ognuno di noi, i tanti veneziani ma non solo, vedevano e si scambiavano. È iniziata così la notte terribile dell'Acqua Granda di Venezia. Niente duro! Niente duro!
mai visto una roba del genere. Ed è tutto uno. Luci saltate, acqua ovunque. Pontili, ma sarà avuto il metro e mezzo dal livello del mare. Devo cagarmi addosso, guarda, questo è da Garibaldi, ok? C'è un fiume, io non riesco ad andare avanti, con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caetta. La notte più lunga di Venezia, vista attraverso i social che documentano praticamente in diretta la cronaca della devastazione provocata da una marea come non si vedeva dall'alluvione del 66, case con dentro 1 metro d'acqua che si insinuano dappertutto, oltrepassa paratie e barriere. Fuori il vento strappa vaporetti e motonavi dagli ormeggi. Ha rotto le cime? Non è che ha rotto le cime, la corda era troppo, cioè la briccola era troppo bassa. Vedi che le cime. E se 53 anni fa le foto dell'Acqua Granda erano poche, quasi tutte di professionisti, oggi in ogni angolo di Venezia si fotografa e si filma la devastazione, la rabbia, lo sconcerto di una città ancora una volta impotente davanti al disastro. Allora, così si è vissuta la nottata. Allora, vediamo un po', giriamo un po' per la Venezia devastata, tanti dicevamo i fronti e ovviamente abitazioni e negozi. I tabaccai, ad esempio, di Venezia, un tabaccaio, un esercente alle prese con questa acqua alta devastante. È arrivata qua. Questa è l'altezza dove è arrivata. L'anno scorso, con i 100 erotti, avevamo l'acqua qua. Quindi paratia, pompa, tutto perfetto. Quest'anno, pompa in blocco, in cortocircuito, è andata dentro i cavi elettrici, è venuto stamattina lo zio della mia socia che è elettricista a isolarci tutte le prese. E niente, avevo frigo da buttare, questo da buttare, questo da buttare, i cavi, i macchinari dell'8. Fortunatamente dell'8, della Sisa, salvi, però i cavi sono andati sott'acqua, per togli le prese e viene giù l'acqua. E fai. E l'assicurazione? L'assicurazione non pagano, bisogna capire come avere il rimborso. Abbiamo fatto la lista di tutte le cose, qui abbiamo tutte le cose a buttare via, 2 armadi pieni, roba da bere, roba da mangiare, giocattoli, cartine, filtrini gratta e vinci, ricariche, tutto da buttare via. È andata dove non pensavamo arrivasse, cioè impossibile prevedere una roba del genere. Infatti scavalcato le paratie, anche se eravamo qua, cosa fai? Prendi un frigo in spalla, te lo tieni in spalla finché l'acqua non va via, come fai? Non c'è stata una informazione corretta secondo te? Allora, mattina chiamano 140, arriva a 127. Poi è stata una serie di concause, dai, come fanno a prevedere 191 o 189 a seconda di chi chiedi ti dicono una roba, come si fa? Lo sconforto ovviamente, siamo sempre in attesa di collegarci nuovamente con Venezia per la conferenza stampa del Premier Conte, lo sconforto è anche dei ristoratori, ancora Anna Maria Parisi. Possiamo venire a vedere com'è la situazione dietro? Sì. Possiamo venire? Ci accompagni tu? Sì, no, si può andare. È tutto intriso d'acqua. Ieri anche sta questo frigo qua era sì, si era alzato. Sì. E adesso tutto le cibarie, cose da mangiare, tutto da buttare. Sì, tutto buttiamo via adesso. Dopo vediamo come sistema frigo, ripariamo o cambiamo per riparare. E in cucina? Si può entrare? Cucina? Che bisogna stare attenti anche a non scivolare. Ecco.
Vicino a un disastro. Abbiamo già usato ieri, però è arrivato già sopra i motori. Se arrivano sotto i motori il frigo non si può salvare. Perché sì, era 30 centimetri l'acqua, mezzo metro. 1,90? No, qui dentro. Qua dentro è arrivato penso fino qua, questo punto qua. Ecco lì. Sì, più di 40 centimetri quindi. Non si può fare niente. Anche l'anno scorso così no, l'anno scorso così, però quest'anno un po' più forte dell'anno scorso. Però niente da fare, vediamo. Aspettiamo, finisce quando arriva il sole. L'anno scorso è andato via marea, è arrivato il sole, facciamo pulizia, lasciamo solo il sole e possiamo ripartire il lavoro. Così un ristoratore di Venezia e poi ovviamente gli alberghi, vediamo il servizio invece, i danni a un albergo di Venezia. Quanti danni? L'anno scorso io 17.000 più ho spento, solo riparare, perché banco gelateria, banco anche frigorifero, 9 frigoriferi. Questo l'hai comprato l'anno scorso, questo frigorifero? Quello nuovo tutti, l'anno scorso tutti riparato, buttato, compro di nuovo tutto. Fino a 1,70 m abbiamo retto, vedi, con l'aggiunta di questa paratia supplementare con la schiuma. E dopo purtroppo un fiume è entrato dentro e 1,90 m chi se lo aspettavano? Ci chiamavano 1,45 m fino alle ore 18-19. E poi all'improvviso no, la situazione è precipitata e noi stimiamo grosso modo 10.000 euro di danni. E nei negozi e nei locali la situazione fotocopia è un vero disastro, specialmente qui lungo la zona dei Tolentini che si trova a 2 passi dal piazzale Roma, una delle zone più basse di Venezia. L'acqua ha letteralmente invaso tutto. Funziona l'aspiratore dell'acqua? No. No, ogni tanto no. Si è bloccato? Tutto è sporco. Troppo sporco. Troppo è sporco. Acqua alta, attento. Arrivata qua. Ecco, questo è il livello dove è arrivata l'acqua ieri? Sì, è arrivata qua. Allora questo è, diciamo, è il bar Marcello, praticamente è a 83 centimetri, inizia ad andare sotto acqua, cioè tutti pensano che l'acqua arriva dal canale, invece non è così, l'acqua arriva praticamente da sotto e si riempie pian pianino. Una volta superata questa soglia qui siamo a 110 centimetri, livello mare, e significa che dobbiamo staccare le pompe altrimenti si bruciano perché non riescono più a buttare l'acqua fuori. E poi aspettiamo il naturale movimento della laguna che, diciamo, fa defluire l'acqua. Terribile davvero la situazione, vi facciamo vedere un'immagine di quello che è il vertice in questo momento all'interno del comando della polizia locale. Vedete appunto il governatore Zaia a fianco del Premier Conte, il ministro dei trasporti De Micheli, sostanzialmente questo è il vertice interno, c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro, il capo della protezione civile nazionale Borrelli. I giornalisti per adesso stanno attendendo che alla fine di questo faccia a faccia poi ci siano le dichiarazioni del Premier, di Giuseppe Conte. La nostra Ilaria e la nostra Nicoletta sono lì che stanno attendendo insieme agli altri colleghi. Tantissime i volti della Venezia devastata, uno su tutti che impressiona perché è simbolo di Venezia è quello della Basilica di San Marco con quella cripta allagata. E noi sapevamo comunque un'acqua alta, non si temeva questa dimensione e quindi fortunatamente eravamo preparati per alcuni aspetti, con l'assistenza del Proto sempre presente qui, anche di Monsignor Pagan che tutta la notte sono stati presenti in Basilica insieme con i nostri operai, ai quali va la nostra gratitudine perché hanno salvato dalla forza delle acque una situazione che se non fossimo stati presenti sarebbe stato molto più grave. E senta, i danni più gravi che si sente già di dire che ha subito la Basilica dopo stanotte? Ma è tutta la Basilica, cioè non c'è un fatto,
un accadimento che riguarda un pezzo piuttosto che un altro. Potremmo dire la cripta che è stata inondata in maniera molto forte fino a metà della sua altezza e che quindi i danni li andremo a vedere man mano che saremo all'asciutto e andremo a poter quantificare, anche se in maniera superficiale, perché nella realtà il danno, una volta che viene trasferito alle pareti, le pareti lo assorbono, si vede nel tempo, anche nel medio-lungo periodo. Quindi i danni ogni volta che fanno queste alluvioni sono differiti nel tempo, no? Così dunque la situazione della Basilica di San Marco, pochissimi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto. Oggi è il giorno dell'Apocalisse di Venezia. Continueremo a parlare del centro storico e di Pelestrina con maggiore profondità ovviamente nel telegiornale di Venezia. Ci collegheremo anche con Lorenzo Maira. Siamo sempre in attesa ovviamente dell'esito del vertice del Premier Conte al comando della Polizia Locale di Venezia. Ma non c'è solo Venezia, è una pagina anche terribile, anche quella della costa e del litorale. Guardate cosa ha provocato la mareggiata. A Jesolo le onde hanno superato in più punti gli accessi al mare, arrivando a lambire anche il centro città, compresa via Bafile. Alcune dune di sabbia non hanno retto alla potenza della mareggiata, disgregandosi hanno permesso all'acqua di invadere vie e piazze. La prima zona ad essere invasa dall'acqua è stata via Carducci, alle spalle di piazza Aurora. Poi è toccato a piazza Mazzini, piazza Milano e a vari accessi al mare di viale Oriente. Zona Pineta la più colpita. Una cinquantina di hotel fronte mare si sono ritrovati con gli scantinati allagati. Stessa sorte hanno subito anche le numerose abitazioni lungo il litorale. Danneggiati quasi la totalità dei chioschi, come in questo punto fra la Torre Merville e la Foce del Piave. La situazione è grave, è una situazione critica, qua ci sono gli operatori, ci sono i consorzi, ci sono quelli che buttano il cuore oltre l'ostacolo proprio per mantenere viva, soprattutto efficiente, quell'economia, quella ricchezza che è il nostro turismo, e quindi di fronte a questa situazione siamo qua alla conta dei danni e per lanciare un messaggio forte: non si può più rincorrere l'emergenza, bisogna lavorare su progetti strutturali. La mareggiata ha colpito tutta la costa orientale, a Bibbione sono spariti migliaia di metri cubi di spiaggia, case e negozi allagati. La città è stata invasa sia dalla zona est, a Piazzale Zenit, che dalla zona ovest. Gravi danni anche a Bibbione Pineta e nel porto Baseleghe. Acqua all'interno dei negozi e degli scantinati. Impegnati senza sosta i volontari della protezione civile nelle operazioni di svuotamento. A Eraclea la mareggiata ha eroso la spiaggia del Morto e praticamente cancellato la spiaggia davanti all'abitato, dove era appena stato ultimato il ripascimento, frutto del partenariato tra amministrazione comunale e privati. Il fiume Lemene in alcuni punti è tracimato, creando un rischio allagamento di tutti i territori compresi nei bacini di bonifica posti a nord della frazione di Ottava Presa, 2000 ettari a ovest di Caorle. A Caorle i danni maggiori li ha subiti la Scogliera, con massi di dimensioni enormi, spostati di decine di metri. Minacciato anche il santuario della Madonna dell'Angelo. La spiaggia ha subito gravi danni. Tanta pioggia e forti raffiche di vento fino a 100 km all'ora ha fatto tracimare il Rio Interno all'ingresso della città. Danni anche a Rosolina e Isola Verde. Ormai palese che il problema della difesa delle coste e del ripascimento non è più una problematica della singola località o della singola associazione di categoria, ma deve essere affrontato in maniera organica e strutturale ad un livello più alto. Io mi auguro veramente che si riesca presto a creare una cabina di regia con il supporto, l'aiuto della Regione, che da questo punto di vista è sempre stata al nostro fianco. Dobbiamo avere la forza di andare a Roma e di portare delle istanze importanti proprio in questi giorni che si parla di legge di stabilità. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, questo comparto deve avere delle risposte. E poi dicevamo la montagna, l'incubo neve, lo ha accennato il governatore Luca Zaia. Sentiamo Tiziana Bolognani.
120 cm di neve fresca in una condizione climatica di scirocco è la situazione che maggiormente allarma in queste ore tutto il Veneto, su cui incombe l'incubo dell'alluvione del 2010. L'ha detto aprendo il punto stampa il governatore Zaia. Le previsioni di ARPAV non lo stanno smentendo. Neve copiosissima sta cadendo da martedì sera anche a quote basse in tutto il Bellunese ed è neve pesante, tanto che l'allerta per le valanghe di grado 3 su una scala di 4. E il Piave dalle prime ore della mattinata ha confermato a Belluno la situazione preoccupante. Ecco, guardate questo tronco in mezzo al fiume, il colore scurissimo del fiume Piave non lascia presagire niente di buono, il livello dell'acqua si sta alzando e c'è preoccupazione proprio per il fiume perché in questo momento i venti di scirocco stanno impedendo all'acqua di defluire verso il mare. Più di una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nella notte per i problemi causati dal forte vento che ha spazzato la provincia e in modo particolare la Valbelluna tra il capoluogo e Sedico. Piccoli smottamenti in città e fiato sospeso per gli abitanti di Borgo San Francesco, sui quali dallo scorso luglio incombe una frana. I sacchi di sabbia messi a protezione del versante all'altezza della curva di Viale Strasburgo sono in condizioni precarie, così come lo è la scarpata in frana nella parte alta dello smottamento che parte dal bordo stradale a Cavarzano. In Val Fiorentina i vigili del fuoco sono intervenuti con le pale gommate per rimuovere il materiale della frana che dalla scorsa settimana ha causato l'interruzione della provinciale fra Caprile e Selva di Cadore. Chiusi i passi dolomitici e obbligo di catene o gomme da neve per tutti i mezzi diretti a nord. Siamo in chiusura, solo il tempo di ricordarvi, l'abbiamo raccontato in questa giornata che domani a Venezia tutte le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse, quindi anche domani, giovedì, è arrivata la conferma nel pomeriggio e la giornata di oggi che è stata caratterizzata, e lo diciamo così velocemente in chiusura di questo telegiornale, anche per un grave incendio a San Pietro in Gu, con le fiamme che hanno devastato il nastrificio Rotogal, intervento dei vigili del fuoco da due province e anche numerosi appelli alla popolazione, quindi purtroppo anche un altro intervento dei vigili del fuoco, stavolta per un incendio e per una tragedia della strada, un 73enne di Tiene che è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un 48enne di Sarcedo. Adesso nuova pausa pubblicitaria e poi fra pochissimo il telegiornale di Venezia. Ripartiremo parlando di Pellestrina con il nostro Lorenzo Maier. Bentrovati al meteo. Non si placano le perturbazioni. Nella giornata di giovedì 14 novembre una ondata di maltempo colpirà il nostro territorio, già in parte flagellato da pioggia, forte vento e acqua alta eccezionale. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo inizialmente asciutto e anche soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Con il passare delle ore più nubi e dentro sera qualche rovescio sulle aree costiere, via via anche altrove, soprattutto in nottata. Neve copiosa sulle Alpi dai 400-500 metri. Temperature minime tra 0 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, la situazione sarà simile con maggiore presenza di sole in giornata, in serata invece arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 13 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, sarà asciutto anche in questo caso, però peggiorerà entro la notte con temporali un po' dappertutto. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, valori massimi sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.